buonasera. Questa sera parlerò della casta, ovviamente della casta dei politici. Dopo l'uscita del libro di Gian Antonio Stella e di Sergio Rizzo c'è stato un gran parlare, c'è stato un gran fervore riguardo ai privilegi dei politici, i privilegi che proprio da casta. Poi piano piano la gente si dimentica e piano piano ritornano i vecchi privilegi, perché sono stati un po' sotto traccia dopo il successo di questo libro che ha venduto centinaia e migliaia di copie. E sono ridiventati baldanzosi. Da quando c'è il berlusconismo, poi trionfante, sia a destra che a sinistra, stanno ritornando a pretendere dei privilegi come se spettassero loro per diritto divino, ritenendosi appunto una casta. Gli esempi non mancano. Il più recente viene con l'arresto del governatore dell'Abruzzo, Ottaviano Del Turco. È stato arrestato su ordine del Tribunale di Pescara, è stato messo in carcere a Sulmona, in isolamento e, come per incanto, il giorno stesso, mi pare entro le 24 ore, ha ricevuto la visita di due deputati, Marcello Pera del Partito delle Libertà e Mantica dei Democratici. Voi sapete che quando una persona è in carcere, in isolamento, non può ricevere né i familiari, neanche gli avvocati, però i parlamentari lo possono fare. E naturalmente hanno portato la loro solidarietà. Poi c'è stato un continuo via vai di parlamentari e in seguito c'è stata appunto questa processione di parlamentari e poi di ieri la notizia che anche Fassino è certo della sua innocenza. Naturalmente senza conoscere le carte che sono in possesso del Tribunale di Pescara. Ovviamente Berlusconi non è stato zitto, lo stesso giorno ha detto, da dove era a Parigi per una visita di Stato, ha detto è un teorema dei soliti magistrati politicizzati e è avanti di questo passo. Però appunto è uno della casta e non bisogna far mancare nulla. Un altro esempio di casta è successo in Parlamento meno di un mese fa. Il Tribunale di Roma aveva chiesto l'arresto di un parlamentare, un tale De Girolamo, eletto all'estero nel collegio europeo. L'accusa era che aveva dato delle false generalità, ovvero aveva detto che abitava a Bruxelles, in realtà abitava in Italia. Questa è l'accusa del Tribunale di Roma. Ebbene, siccome ha chiesto l'arresto serve ancora l'autorizzazione del Parlamento, per l'arresto per un parlamentare appunto serve l'autorizzazione del Parlamento, ebbene tutti i partiti hanno votato contro l'arresto, meno Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Per cui oggi abbiamo in Parlamento un signore che vota il pacchetto sicurezza del governo di Berlusconi, dove tra i vari punti c'è anche l'aumento della pena per gli extracomunitari che danno false generalità. Non è stupefacente tutto questo? Però anche questo è un privilegio della casta, anche questa volta la casta ha vinto. Dovrei parlare dell'imminente richiesta di immunità per tutti i parlamentari, ma ne parlerò più diffusamente prossimamente. Accontentiamoci che da oggi è in vigore il lodo Alfano. Abbiamo così Berlusconi al di sopra della legge come un satrapo orientale o un monarca medievale. Egli è immune dai reati commessi nel passato, nel presente e nel futuro. Adesso cambiamo argomento e parliamo degli statisti Gasparri e Bossi. Gasparri giorni fa ha chiamato cloaca il Consiglio Superiore della Magistratura di cui è presidente Napolitano. Lo spessore da statista che in lui emerge sempre. Bossi invece, dopo aver invitato tempo fa una signora a usare il tricolore per scopi non adatti alla nostra bandiera, domenica scorsa ha riservato al nostro inno nazionale il suo dito, il gesto del dito medio. E per non farsi mancare nulla ha pure detto che deve finire la storia che degli insegnanti del Sud possono venire a insegnare nelle scuole del Nord. Io credo invece che non ci siano insegnanti del Sud o insegnanti del Nord, ma ci siano solo insegnanti capaci e incapaci o incapaci. Come forse saprete, il figlio di Bossi è stato bocciato agli esami di maturità. Sembra, per la seconda volta. Probabilmente la o il professore che lo ha ribocciato è del Sud, è terrone e quindi sono partiti i suoi strali. E questo è pure un ministro della Repubblica Italiana. Per cui Bossi fa come Berlusconi. Berlusconi sceglie i giudici, Bossi vuole scegliersi i professori. Dio li fa e poi li accoppia. Purtroppo è buio nel nostro paese, è calata la notte sulla democrazia. Comunque sia, buona serata e arrivederci a mercoledì prossimo.